semplice l'incanto. Ogni cuor sarà contento, certo si divertirà. Subito incomincia. Va, consula, siamo pronti già. Dolce come un papà, il nostro show sarà per aspettiamo. Ma se un poco pazientate, vi diremo cosa trovate. Personaggi immortalati ed amori contrastati. A sto punto cara gente, iniziamo allegramente, solo buon divertimento ed andiamo a incominciare. Per parlare siamo qui di quei celebri amori che per secoli han cantato i menestrelli belli. Oh 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 belli, amori grandi ed amori divini, belle fiabe per grandi e piccini, nelle quali si scontrano infine Vita, speranze e destini. Otello, Amleto, Romeo ed ancora Giulietta, Desdemona, Ofelia in amor. Con Alfredo, Violetta e con gli altri signori Passiamo in rassegna i più celebri amor. Ma sia chiaro però che alla nostra maniera narreremo la storia di questo e di quello bello. Oh 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 bello. E saremo quindi un po' i cretini per dare ad ogni storia il lieto fine, In modo che adulti e bambini vi divertiremo alla fin fine. Sono il prologo, a voi mi presento. Come me ce ne sono altri 100, ma la storia che vuoi presentare solo io ve la posso narrare. E perciò grazie a Dio consolarsi non scassato vinti ma state a sentire. È una storia d'amore di dame e signore, con tutto l'ardore ti donano il cuore. C'è una serva che svolta, una vecchia cocotta, lumiere che afflitte che amore vuoi fa. Siente sì, mamma che combina la nobiltà. C'è poi Alfredo, il bel baroncino, tutte le sere sa fa in da cantina. Io che soldi a scoponi a 3-7, mentre a stemme dei funde violette, per la quale si sente scipazza, basta buona pezza, lo fa spasimare, e a seguire quent'annazzo, per niente sa pizza, se stizza, se cazza, per niente sa mazza, diventa nervoso, fatusa, lattusa, se sente tutto confuso e volesse sfugare. Siente sì, caro Alfredo, la violetta da terra a te. Goppa a casa e Violetta la dama, par di stare a metropolitana. C'è chi scende, chi sa gli impugata, chi s'arrabbia per quanto ha pagato, e Violetta che vende il suo amore, con questo lavoro si è fatta l'argiana, e per questo via vai, vinda chi stu palazzo, la gente reclama per tutto sti ammazza, ci saglie naviere, ingegnere, pompiere, nu preva taglieranno visti e sagli, siente sì, mamma, la Violetta che sa fa. Dicevo dottore, un infermiere o pittore, o vigile urbano, pure o scupatore, o ferroviere co cavalcatore, o verdumare co massaggiatore, o cappellaro, o lattaro, o ingegnere, o tabaccare insieme o salumiere, o artaporto, o dentista, o barbiere, o schiattamorto, o ferrario o trambiere. Mamma mia, è una fila che non finisce mai, fanno ancora a Bascio Palazzo. Signora baronessa! Signora baronessa! Sì, quella dorme. Signora baronessa! Chi è?
Ah, Violetta, tu scusa tanto, ci pigliate su, stanchezza. Che c'è qualcosa che vuoi? C'è una lettera scritta per voi. Cretini, tutte le lettere sono scritte, lettera scritta. Ah, voglio sperare che non l'hai letto come al solito. No! Chissà che ci sta scritto. Mi pare che dentro ci sta scritto che voi e vostra figlia Violetta siete stati invitati a casa del barone per un ricevimento stasera. Porta la lettera, Natale. Come non la volete leggere più? Poi negare graffa, dove vedo il tuo forte, cale graffa la lettera. Hai ragione che si dà una buona notizia, se no questa era l'occasione buona per licenziarti. Va a chiamare mia figlia, per favore, va. Subito! Voglio, ti ho detto tante volte che devi dire subito signora baronessa, mi capite? Scusate, ma voi non siete baronesse, che lo dico a fare? È che te le fotte a te, io ti pago, te lo costi per, e tu mi devi chiamare signora baronessa. Ma se sono 2 anni che non mi pagate! E se vuoi soldi che avanzi mi chiama baronessa, va bene? Ma guardate il poco. E capite? E i soldi è buono. E allora? Yeah. Subito! Signora baronessa chi ti stravi con Boris? Subito, signora baronessa! Non fai azzito, te la cameriera Camos. Meno male, speriamo che questa sia la volta buona. Sono proprio contenta di questo ricevimento. Può darsi che mia figlia, io e mia figlia dopo tanto tempo riusciamo ad entrare nella grande nobiltà. Io so, può darsi che mia figlia trovi pure un bello partito e si sposasse. E chi lo sa, tutto è possibile. Se trovasse un giovinottiello pure io, e mi sistemasse pure io. Io già di baronessa, già anche di baronessa, io già di contessa, ma contessa, già di principessa, già di regina. Tanto è bello io del matrimonio, della sindepazza reale, buona, piezza e corona ancora. In questa casa la verità, mamma mia, non mi ci trovi più, non lo so, la casa è stretta, uomini che vanno bene, se non fosse che mia figlia mi ha assicurato sul suo onore, e modestamente quando mia figlia giura l'onore, oggi vuoi il Vangelo, ogni femmina, il libato, vergine, oggi avevo fatto, come l'ha fatta la mamma, io avrei fatto qualche male pensiero, uomini che vanno bene. Signora baronessa! Ma essi c'ho un manicure, che c'è? Vostra figlia sta venendo. Brava. Detto questo, signora baronessa, vorrei ricordarvi che io avanzo 2 anni di stipendio, signora baronessa. Chiamami signora Natale, non da rete, capito? Ho capito, non mi pagate più. Tardi ma l'hai capito, meno male. Violetta! Mamma di voi? Violetta, vieni qua! Vengo! E fa un presto a Mi mamma. precipito! Dai! Volo! Una qua qui. Mamma, che è? Ah, Mi hai bella. chiamato, mi volevi? Senti una storia. Mamma, Ti volevo dire. No, guarda, se mi vuoi cercare soldi, non mi cercare perché non tengo manco una patente lì. Non mi parli Non è nada. questa la ragione. Ho capito, certamente la signora del piano di sopra ti ha parlato, ti ha detto qualche cosa sulla nostra clientela che è prettamente maschile che frequenta questa casa. Mamma non mi posso manco pagare per la signora, perché la signora è un'intrigante, è una pettegola e poi è invidiosa. Viole, non volevi dire che io volevo dire. Ti ho capito, certamente può portare del dottore, perché è un partito che tu vuoi per me, a me non mi piace. Mamma, il dottore non lo voglio, perché è vecchio, non si può andare a letto e sta a gruppare in tavola. Ascolta un momento, che cosa è? Spiegami a me, che devo andare che ho tanta volvola. E fammi parlare, figlia mia, e fammi sempre tu. Oh, dottore, per fatto a me non tu. Io ti volevo dire solamente. Che ti sei appiccicato alla cameriera, ho capito, la caccio via, su 2 piedi, guarda, ti do soddisfazione, basta che non sei più Violetta, fammi parlare. Mannaggia, anche chi da me, fammi parlare. E parlo, tu non parli mai. E tu non mi devi che mi parlare, non parlo mai. Avanti, parli. Mamma mia. Che cosa mi Sta devi dire? scoppiando Pietro. Allora, ti volevo dire che noi siamo stati invitati a un ricevimento in casa del barone. Mamma, e quando me lo dici? Quando mi devo dire parlare, ma me lo dici? Io prima che morda a cita a te. Mamma, che piacere, la casa del barone! secondo è, Che gioia, che bella cosa! nobile. Dai, a che ora dobbiamo andare? A che Alle ora? 20. Alle 20? Alle 8. Tra 2 ore? Tra 2 ore. Madonna, io come ce la faccio a tempo? Non è possibile. Io soltanto per vestirmi, sto ancora così, mi sabigliere. Ci vuole perlomeno 4 ore. Ma mia bella che devi mettere un'armatura. L'armatura, un bello vestito, ma c'è una cosa. Tu metti un 3/4 che lascia a me. Ho 3/4, agli voglio. Mamma, che c'è il 3/4? Lascia a me, Ma cosa a me? Ma per tua morte, no, ci vuole un bel vestito. Vabbè, E vestiti, finalmente, vestiti. ma volessi fare come una pazienza, No, mamma. ma volete, scusami, la pazienza. Come Ma già prima erano poco pure, mamma, a te ti Metti- raccomando. ma già metti. Non ti giugiare, più No. semplice vai, meglio è. pelliccia, E qua pelliccia, qua Qua pelliccia. pelliccia. La prima cosa, mettiti il busto, mamma. Ok. E il busto, acconciati un po', sì, 2 cose, e poi mettila a livello, tu non sai, non ti scegli. Ma tu l'hai visto boh? la Guarda visto. la versa è Caivano. Ma verso e Caivano, la centrale. Mamma, tu non hai rivolto a così che lo ma guardate un po' che la mia mamma magari ci ha fatto un po' di pazienza. Madonna, che bella cosa, che bella cosa. Oh, sono stata invitata a un gran ricevimento, che gioia. Finalmente farò pure parte io della grande società. Diventerò una signora, che gioia. Mamma già vestì. Clotilde, fai bravo.
dire, sono stata invitata a un gran ricevimento a casa del barone, io e mia madre. Mi devo vestire, andiamo presto, aiutami. Signorina, Che c'è? È col cliente delle 6:30. Come fate? Ah, e che mi interessa? Vuol dire che lo rimandiamo a domani il cliente del servizio. Vuol dire che le mani gliele fate domani. Sì, gliele faccio domani le mani. Le mani, Le mani, che è? Le mani. Ma sapeva che sta a capire qualche cosa sulla mia vera attività. Io non è caputo. Ma mamma, si capisci come metro caso? No, ricordo da se ce l'hai, sto in roba. Mamma, ma vieni che le vuoi tu? Ah, basta che ti visto. Madonna, che piacere, vado anch'io alla festa. Sempre libera del giro, trasvolare di fiore in fiore. Il dottor Stallerte Pescagna. Piano! Buonasera, dottore. Buonasera. State meglio con la mano. Io tengo la bronchite. Le correnti d'aria per me sono micidiali. Il conte Roberto Baciucchi. Buonasera, caro dottore, come state, caro dottore? Vi prego, accomodatevi, dottore. È una parola, io se mi siedo non mi alzo più. Dottore, ma voi state proprio inguaiato. Piccoli acciacchi dovuti all'età. Piccoli, voi siete là per morire, dottore. Vacciate sempre voi, vacciate. Tenete sempre la stessa capa. Mi ricordate tanto. Vostro padre. Sì. Dottore, uccisi quello si è addormentato. Dottore. Vostro padre faceva sempre. Mi ricordo un giorno andammo a caccia. Quello si è addormentato un'altra volta. Dottore. Ci trovammo nel bosco e vostro padre. Sì, vabbè, me lo raccontate un'altra volta. Me lo raccontate. Per curare la tua ernia usa il cinto antipaposcia. Batti e me. Chiedo scusa, signore, ma è uno di quei bigliettini pubblicitari. Va bene. Ecco qui. La baronessa Scannapiecoro e la baronessina Violetta. Buonasera. Ma sta male. Buonasera. Mamma, ti raccomando, parla il meno possibile. Farò la mutua. Falla in balsa che è meglio. Baronessa, permettetemi di darvi il benvenuto in questa casa. Grazie. Buonasera. Caro signor Conte, voi non potete neanche macenaro. Che macenaro. cavolo di piacere abbiamo avuto di trovarci in questa eterna dimora. Ma che stivo zitto, mamma. No, mamma voleva dire, io anzi vi prego di non sforzarla troppo, non la fate parlare troppo, perché mamma è uscita da poco dall'ospedale e non si può trapazzare. Ma quale ospedale? Io lei ospedale. No, perché se si trapazza troppo a farmi che ci torno un'altra volta in ospedale, perché domani mamma è buona. Ah sì, è vero quello che dice la mia figliola, è vero. Oh scusate, signor Conto, volevo sapere dove posso... Conte, Marle. Scusate, volevo chiedere dove posso appoggiare questa fetenza di carcassa? Come? Non ho capito. Scusate, questo diciamo il deretano, la rola già in Non ho capito. Mamma voleva sapere dove si può sedere. Vi voglio assiderare. No, veramente faccio assiderare, mi crede. No, scusate Posso? tanto, è che mamma dovete perdonare il suo dialetto. Mamma è stata molti anni in Africa. Mi è beduino. Sì, marrochini, all'algerini. Sì. E allora, barone, accomodatevi, Grazie, prego. grazie. Accomodatevi. Barone, Prego. baronessina, Che c'è stato? Lo conoscete il dottore? Sì. Quello si è addormentato, adesso lo sveglio. Vada sveglio. Dottore. Vostro padre, Dottore, vi ho pregato, mi volevo presentare, la baronessa, ecco. Scannapiego. Scandapiegolo!
La conosco, mi ricorda vostra madre. Danno bene chi? Vostra madre. Si è addormentato, si è addormentato. Questo dorme sempre. Ah, Viola, hai visto chi c'è qua? Sì, l'ho visto, C'è il mamma. dottore. L'ho visto, mamma, l'ho visto. Io non lo voglio, non lo voglio. Senza che mi fai venire, capito? No, non lo voglio. Dottore, invogliatela pure voi. Dite qualche parolina che lei è timida, è timida. Signorina Violetta, Ah, vi conviene sposarmi. Poi un altro come me, dove la trovate? Oh, musei degli orrori. Non siate così acerba, su. Si acerba. Chi mi sembra? E voi, un guacciottino. Il barone Turzemela. Buonasera. Oh, Buonasera, Barone. Barone. Ma sta bello, Barone. Caro barone, come state, barone? Non ne parliamo, sempre lo stesso guaio. Vostro figlio? Proprio lui. Che c'è qualcosa? Io non ce la faccio più a pagare la gente per controllare i guai che va facendo. Guarda. Dopo che ha passato una notte a giocare a carte e a bere in una cantina. Ma sentite, cantina. Cari signori, io vi ho riuniti qui in casa mia. C'è una bella mangiata. No, chi dai, ti chiama chi dai? Vi ho riuniti State zitta. Non lo so, che ci avete riunito? Non mi interrompere, per farvi partecipare al mio dolore. Una festa allegra che... Quando ci dispiace. A me passa ma qua, A me sì, mamma, pare per Caro Conte, cosa c'è, caro Barone? Conte, 15 giorni fa mio figlio Alfredo ha passato le visite per il servizio militare E beh, che c'è di male? ed è stato scartato. È piede elastico? È piede elastico? Scusate, e voi me lo fate chissà, ci avete fatto correre presto. È stato scartato perché Perché? è affetto da tisi. Ha pochissimi mesi di vita, pare 2. 2 mesi, hai capito? 2 mesi da morire. Ma ne siete sicuro? E come no? Mi ha portato a vedere la radiografia, la lastra. La rafriografia. Signori miei, No. signori miei, Dito. tenendo portusa così. Ma dove mia figlia? Ma che sto bene, mamma, io sto bene, salute. Quando? Ed è per questa ragione che è diventato nervoso, Guarda, irascibile, guarda. litiga con tutti ed ogni occasione è buona per sfidare la gente a duello. Malato, poverino, non è lui, è malato. Questa settimana ne ha fatti 49. 49? Quanto ne hai fatte tu stai settimana? Ma io ho perduto il conto, sì, molti. La media di 7 duelli al giorno. E questo che roba è? E questo che schifo è? Barone, scusate, e perché adesso non è qui insieme a voi? Caro Conte, pensate forse che io non gliel'abbia detto? E beh, E lui sapete cosa mi ha risposto? che cosa? Ma non mi rompere cacchio, tu è che li femminelli e l'invitato tu. Oh, che scostumato! Barone, e adesso dove sarà? Dove sarà? Non sto. Dove può stare? Dove può stare? Sarà giù in una cantina a giocare a carte e ad ubriacarsi, ecco. Ed io che gli posso dire? Che gli posso dire? È malato. E quanto tempo ancora potrà vivere? 2 mesi. Il baroncino Alfredo Turzemela. Questo è lui. Mi raccomando, fate finta di niente. No, ma non vuol dire. Gli dai città tante volte che non c'è essere annunziato, e capì? Gli domanda a fuoco passarella piazza Bruxelles, che sta a casa mia, non voglio essere annunziato. Buonasera, è casa mia. Felicissima sera a tutti sti signori ingannacate e a questa comitiva a così all'era uomo lo strutto e femmina inguacchiata. Questa è una festival, tutte che faccia a festa sti signori o viene che assomiglia a Pappavalla e mi sa sti fratelli a balli pure. Ci sono, fa freddo bella, non poco malatilla, e che si può fare? Musicanti,
Facimmo cose pazze. Stasera fra champagne, canta e ballo. Facitemi una ballata in coppoca. E possiamo capire. Sta nervoso, mamma, sta nervoso. Qualche cosa è successo. Sa che è successo, sta nervoso proprio. Mio padre. Papà mio si è arrecuto facendo contrabbando di sigarette. Lo chiamano barone. Non ne aveva. Ah, no? O titolo so schiaffi in aula che. Mamma è bolognese. Ah, bravo. Tenevo 86 innamorati. Salute. Papà mattina scendevo per fare spese. Ah, E in coppa a casa mia, chi sfilava? ah, bravo. Ci sono. bene. Sono cacci vostri, ci sono consiste e toste e mi piace uguale. Sono guappa e prepotente e non tengo un'arte in mano. Padre mi è stato sempre solamente Ah, bravo. e mamma è stata sempre una punta nera. Ah, la famiglia molto per bene, la verità, eh? E chi te lo credeva, mamma? Mamma mia, Gesù. No, signori invitati, sentite a me, non vamo si discorne. Ma noi veramente. Se mi sa voi sta qualche scurnacchiata e qualche signore se ne tira a giorno. Con chi lava poi? Lo siete dei grandi signori, di conte, di baroni, di contesse. Io sono contessa, io. Chi che scacchera mamma e sta signore, chissà quanta gente ha da fare. Ci sono, voi mi guardate, No, ma noi. suo figlio è stonzolata e non ce la faccio più. Calmatevi, hanno poche pazienza. Musica, musicanti, è bella l'allegria, i mobi caccia fuori a tutto quanto No, ma noi. e va a fanculo in piazza via. Bravo, Ah sì, ti ha trattato bene, la verità. guarda mami, Grazie dei complimenti. scusate palazzo, quando passi, guarda mami, come un guacchiato. Ero dovuto. Sei arrivato! Sei arrivato finalmente, Sei arrivato! Sono arrivato, Dove sei stato? Dove sei stato? sono indagati A giocare a carte di nuovo! e hai che carte di tu. E hai perso! Cosa hai fatto? Hai perso 1 milione. Guardate, mi sta mandando in rovina! 1 milione oggi, 1 milione domani, 1 milione dopodomani! Ma dove vogliamo andare a finire? Da regrare una chiesa, dai ciauri, da regrare una chiesa. Guardate, Barucci, calmatevi, vi prego. Papà, finisci, hai capito che coppa qua? Finisci, gli devo anche rispetto, gli do stroppennanza a chi si qua, hai capito? E tu alzeresti le mani su tuo padre! Su mio padre, oh povere, Calma, io sono il conte Roberto Baggio. mia amica me ne foto. Perdonatelo caro conte, perdonatelo, è un monellazzo! Ma quale monellaccio? Questo è proprio un grande fedele. Calmatevi, giovanotto. Ma che faccio? Calmatevi. Vi prego io. Vi prego, calmatevi. Ma chi sei tu? Oh come? E si risponde... Ma chi ti conosce? Ma chi E è? si risponde così alla signorina Bricconcello! Ma non mi metti in condizione che ti manca rispetto. No. Ma vai di stupenanza c'è! Ah madonna! Non mi conosco fuoco magnaccio! Hai capito? Calmatevi, vi prego, calmatevi. Alfredo! Uno schiaffo a me! Lo schiaffo a te. Uno schiaffo a tuo padre! Ma va, fornisci! Dai, domande di rispetto, hai capito? Ancora mi non metti in condizione! Signori, è meglio che tolgo l'occasione. Arriviamo dopo, Dopo. Permesso. Mamma mia, bene, calmatevi, baroncino, che se che cosa è? Va bene, calmatevi. Sato, piano piano. Ehi, qua questo, ma che schifo! Loredana. Ma che sono a spudacchiere? Gesù, non si viene chi? Tu sei Va pazzo! bene, calmatevi. Un po' di pazienza, calma. Oh. Pure voi siete malato? Io sono malato! Io hai fatto l'appuntamento che è morto! Siete faceto! Oh! È faceto! Ah, non lo conosco!
Però se facete una brutta parola, facete voi e tutta la razza vostra. No, Ehi. non vi arrabbiate così, su, per i nervi dovreste provare con la camomilla. C'è bisogno mia camomilla? No, anch'io. Dottor, ascoltate un po', dottore, non ci fate caso, ma non ci... Quello poveretto parla del sonno, mentre E dorme... mo' io vedo tutto quanti, io vedo. No, che c'è? Ho detto parla del sonno, non ci fate caso. Io vedo che mangiano musano Non poi. ci siamo neanche presentati, baroncino, scusate. Permettete, vorrei tanto presentarmi. Io sono la baronessa Scannapiecro. Scannapiecro? Sì. Ecco. E che c'è tu? No, niente, dicevo così per dire. Si è State presentata, nervosa, mamma. non lo Si è so. presentata, calmatevi, Io non giovanotto. appartengo. Vicina a mamma sto signolo qua. Ma signora, mamma lo signore, che scherziamo? E io sarò la futura suocera perché lo scimmione è un pretendente della mia figliola. Sì. Qua. Sì. Ah, ci capisci? Sono la figlia io. Vicina la figlia sta zezzosa. Che è zezzoso? Ma quando è confidenza? Ma Fanny, non sa cosa. Come Fanny? Io mi chiamo zezzoso, Fanny. Fanny nervosa. Io sono la baroncina, sono La prego, ma sta imbriacando, Hai mamma. ragione. Sono la baronessina Sì. Violetta Scannapiecolo. Sì. Sì, è il dottore che presenta, non è altro che un mio pretendente. Sì, nulla sì, più, sì, nulla sì, più. Ah, ci capite, poi ci deve potenziare assieme tutte e No, due. guarda ma così, cosa non stai io, dicendo? che avete Scherziamo? preso? Non altro che qui. Non si vuole dare scusare, facciamo un prezzo. Chi si deve andare a settimana vita. Scusate, perché non mi fate dire fatto voi? Ma che è la verità? Vabbè, non ci fate caso, l'ho detto. Un'altra volta. Parlo nel sonno. Voi non rispondete. Oh, Guarda, parlo in due suoni, scusate, va perdonato. Quando, Abbiate pazienza. quando mi Ah. piace, quando mi piace, quando è Io lo violento. conosco da tanto tempo, dottore qua, ci conosciamo da lunga pezza, paziamo. Mamma lo conosce. Ah, facevi potenziare assieme tutte e Ah, Ma due. qua fedenzia, Ma quando baronci, mai? scusate, io sono vedovo, lo sapete? Sì, vedovo. Sono vedovo, Hai voglia di rimanere vero tu? io sono 20 anni che non pega nome. Ma io vivo. Ma sentite quanto è costumato. Quando mi È piace, lo simpatica. sapete che più fate il violento e più mi piacete? Mhm. Sì. Ah, Sentite, se state confabulando, non confabulate, ecco, No. contro di me, capisci? No, Perché no. io, che femmina, sono prepotente. Oh, Non so spiegare, prepotente! non ti rispetto a nessuno. Quando mi piace, che peccato, che malato, che peccato mi piace perché è violento. Violento. A me piace l'uomo brutto. Mi avete chiamato? Ah, da tutto, ma l'hanno Roma. Scusate che so. Voi, beh, non si può definire perché, guardate, siete una cosa insertata fra una scimmia e fra una spina. Violetta, non sapete quello che vi perdete. No, non ci tengo proprio, lo so, per la verità. E poi io vedo tutti quanti, Facete passare la cortesia, vedi, Ma che modi sono Ma c'è un usano poi. Ma noi siamo vostri ospiti. Io dovete, che se andate che un appuntamento. Ah, c'è a giocare. In da cantina per pozzo, su. Dell'appuntamento ricevimento all'albergo Excelsior. Vabbè, Ma, ma detto, ma io- scusatemi, ma che sono modi questi? E vabbè, ma Non lo dicono. Vabbè, calmatevi, Dai, detto, ma dai. ragazzi, che cosa è? Io mi sbanazzo, cosa sta facendo? Andiatevi. Scusate. Carissimo il mio guappetello, io? Dottoressa, che è successo? La Dottore! scusi, mi sono bloccato. Chiamato un certo modulo. Oh, medico, ma come medico? Ma me la vedo io. Il mo va a attrezzare un momento. Mamma mia. Va che la trezza è torna. Piano piano, non correte, piano piano. Mamma mia. Oh, Sì. no, niente. Così? Ma che mettete voi? No, paura è che, insomma, la verità non mi sono mai seduto vicino a un uomo, la verità, mai. Vabbè, ma da siete per la prima volta. Lo so, ma non mi avvicinate troppo. Ecco. No, non troppo. Ecco, mamma. No, a mano, no, per carità, il contatto poi, no, non è possibile. A mano, Dai, ci scotta la mano, non è da cosa. A mano, va bene, ma io, vabbè, la volete per forza a mano. E vabbè, allora aspettate, poi mi metto wand, ecco, così, così, sì, ecco, così. Va bene, la mamma vostra la uso No, è così, è una precauzione, Sì. prego, a mano. Sì. Ecco. No, che volete? Ecco, non me la brava. No, come la braccia vicina. No, ma me la va a campare palazzo. No, e non è possibile. E perché? No, perché la braccia è troppo vicina. Poi, Ecco, mamma mia,
Mamma mia! Non me ne va a no, finire a casa. no, così no, l'abbraccio no, è troppo stretto l'abbraccio. Tutto stitiche, come ne va? Oas! Ehi! Oas! No, no, no. Oas! No, il no, contagio! sai. Non è possibile, un bacio, no! Perché? È perché va tutto fatto... E va bene, ma provvediamo. Ecco, così, così, Sentite, ma che fai il rapino? No, così, così. Così. Ma ci faccio da legge. Va bene, mi dispiace. Ma perché fai tanto sto? Così. Ma perché forse non ti piace? Sì, non mi piace da assai invece. E beh, e perché fai andare a là con di noi? Ma voilà, sì, io non mi ricordo mai la stata a Satella. Niente me? Sì. E fai che sta qui, si pure la seconda mano e fai questo bordello. Ma è per mezzo da lastra. A lastra? Sì. Io non ti lascio la fresca. No, la lastra vostra. Io tengo la lastra. Come no? Ecco faccio la strada. No. Voi te ne do per tu. Ci sono 3 minuti quando per tu. Va bene, ma vostra è un'altra cosa, io te ne tanto. Io avrei che dire mamma te quando è portato a buono. Che voglio dire, il vostro è un'altra cosa, ma l'ha detto papà, voi te ne do per tu su vostra saia, ma ha detto vostro padre, voi te ne date una brutta malattia e te ne mi sei vita. Sì? Qua settimana che tu sei getto tu suando. No, io sto bene, voi siete grave, me l'ha detto vostro padre, l'ha detto papà? Sì, la chiara la vostra Ah vabbè, te l'ha detto papà, che l'hai tutta una messa di c'è. Come? Io sono come meno pesce. Mi capisci? Ma non ora qua per tu. Ti figurare una cosa, che papà sta carriera. Lo so. E allora a me mi manda in asta che. E beh? E allora io ci faccio aprire che sono come là. Come mangiare il tiro di papà. Ma io sono come gli te e meglio riso. Ma allora è un trucco che sto facendo. È tutta una fonda di poti spiegoni. Ma fa scemo a papà, ma fa perdonare, tutto quello che fa. Ma ci ha mangiato il terreno. Ma allora stai buona salute. Ma io sono sana, come ero pesce. E allora vieni qua, abbraccio, vai a dare un bacio. A vicina? A vicino, certamente, molto da vicino. E a stringiamo. Ah, sembra vicino, ma bacio poco. A vicino, a stringiamo, forte. Oh. Certo, come no? Ma posso lanciare? Ma come lanzate? Ah, ti piace sta così? Così per tutta la vita. Ah, e si bene suona, Ti poggerai con la testa sopra i miei seni, va bene? E quando mi scende, me dai qualcosa cosa? Tronca tutto quello che puoi tu, tutte cose. A parola, tutto quello che vuoi dire. Ora che tutto è chiarito e mo ci amiamo al fre, devi soltanto sposare la tua Violè. Io sto con buona salute e voglio solo a te. Io non mori per te. Voglio soltanto fare amore con te. Ah, sei tanto figlio che te voglio fare. Io non ce la faccio, te voglio Violè. Quanta cosa che te voglio fare. Vieni a cagare lì, maronna, come si può lì. Che bello bambino. Quando saremo sposati siendo buon al fre, quelle amicizie che tengo sempre già tenere. Beh, si sono solo amicizie, caccia di Violè. I perdoni per te. Notte di notte in dolietto con te. Però dottore me l'ha già portato. Dopo dottore c'è sto conto Violè. Con tutte le nobili ma già cucca. Si sto consiglio da nata mamma. A me sto fatto, poi non mi va. Ma cominciamo da capo, Alfred, ma non capisci che faccio per te. Con tutto quello che proprio fa tu. Questa mia capa, poi sai se giù. Pensa che cosa ti fanno gambare, ti fanno ricca, ministro e pascià. E se il progresso poi mente a TV, i tengo già antenne che voglio di più. Voglio soltanto fare amore con te. Sei tanto figlio che te voglio fare. Voglio soltanto fare amore con te. Quanta cosa che te voglio fare. Voglio soltanto fare amore con te. Sei tanto figlio che te voglio fare. Poverello si confida a me. Sa quanta cosa che mi fa.
Vieni a casa, vieni un po' in braccio a me, Non ci sono spiegato, ma... bambolotta mia. Vabbè, Chi non è? ti posso lasciare un minuto dammi singito, dammi Mamma, guarda, Avete visto? Disgraziato. Guarda. E mo fai offendente pure che la baronessina, eh? Siamo arrivati giusto, siamo arrivati. Non lo cacchi a me. No, veramente, non ha fatto niente di male. Meno male, siete salva, baronessina. Grazie. Siete salva. Sì, sono salva. Vabbè, che vogliamo fare? Non è successo niente di grave. No, niente di grave, niente bene umano, va, andiamo in centro. Io lei mi sono fuori, Hai ragione, Ora mi sono aspetta. fuori. Siamo ancora in tempo. Siamo qui ancora in c'è. tempo. Permesso? Dove andate? Ce l'hai mai? Fermi! Dovete passare prima sul mio corpo! Ma vattene nel mio suo corpo in apro, vattene! Fatti passare! Basta, mia lei! Avete visto? Avete visto? Che volete fare? Avete fatto una figura gialletta. Io? Come no? Pare proprio di sì. Pare proprio di sì. Ma che volete fare? Ma è malato. È tanto malato. Poche pazienza, che volete fare? Speriamo che non fa malamente, che non voglio non so per niente. Vergine, la sta pure illibata. Voi pazziate. Signora baronessa? Signora baronessa? Vi volevo avvertire che giù ci sta una signora che vi vuole parlare. Fallo passare. Vi vuole parlare a quattro occhi. Lo piace, capito? Mi voglio parlare a quattro occhi. Dai, fallo frasi, fallo per accomodare. Fallo in cinese, tutto io. E poi ci facciamo le risate. Ma era Policionella, bene. Che Sì, c'è? Policionella. Che c'è? È la moglie di quel tale Alfredo. Alfredo? Ma abbiamo detto Alfredo. E che buono che stacco. Fallo accomodare, fallo frasi. Subito. Non voglio sti capiti, sti cucini, sta male. Prego, signora. Accomodatevi, accomodate. Grazie. Tu sei la serva? A servirvi, signora. Servi, vero? Certo, signora. Servi solamente a loro? Certo, signora. Tra poco servirai anche a me. A vostro comando. Ciao, bella, ciao. Prego. Ciao. Ma viene poco come mai c'è avuto a combinare, va bene poco a Violetta mia. Che non lo fate terra? Detto perché? La mamma si è fissata che io non sono un buon marito. Che lo fate terra? Buondì. Come? Buondì. Botta. Lo dico buondì. Ce ne avete diversi? E chi? Di botta. Perché vanno tu? Buondì, vi ho salutato, buongiorno. Buondì vuol dire buongiorno. Come sta, signore? Non c'è male, accomodatevi, prego. Grazie. Posso? Ma figurate che siete a casa vostra. Che arrivano con la bella veste, vai che fa? Bella. Con chi ho il piacere di parlare, chi siete? Dunque, signora, io sono il baroncino Alfredo Dulcemela. Cantino, baroncino Alfredo Dulcemela. Voi siete le donne, dici tu, baroncino. Io sono donna, sono donna come voi. Cavolo, per favore. Sono donna come voi. Volevo dire che io sono la moglie del baroncino Alfredo Dulcemela. Alfredo Dulcemela è mio marito. E il vostro Io sono consorte? donna, è logico, sai che pure ricchino, a collana. Bello, questa è bella sta collana. Avete visto? Sapete il vostro consorte? Agrario. Agrario. Il vostro consorte, il coniuge. Il mio coniuge. La vostra metà. Hanno scelto voi. Oh, marito vostro. Mio marito. E che cosa posso essere Dunque, signore, in utile? confidenza. Dite. Io sto un chino corna. In confidenza? Questo fatto lo sa tutto dopo. Lo so, io sono una donna popolare. E fatto mia state tutto qua. Che volete fare con i pazienza? Dunque, Grecia signore. Dite. Siccome che io ho saputo che mia figlia ha una debolezza per vostra figlia. State dicendo, state troppo emozionati. Mio marito. Volete dire vostro marito? Mio marito ha una debolezza per vostra figlia. Siete la mia figlia. Siete una figlia Che vostra. la tuffa. Ci dà la mamma la tuffa. Ci dà la tuffa io, capito? Diciamo così. Dunque allora io sono propenso a darle il divorzio immediatamente. Accordato divorzio? Sì. Non trovate opposizione? Ma quando mai? Guarda, c'è un divorzio subito su. Immediatamente. Capitata la Io non ci moneta. tengo, sono una femmina emancipata. Avete ragione, che E poi signore sono pare corna. Avrei guardato da lì. Sì, Oh, le prepare pure. E che ricevete la faccia? E c'è una sporta di Non Maruzzo. te ne scritto a capo. Ci merazzi. Modestamente pure a mio marito, che c'ha già fatto? Signore, ma io la più conosco. Però la faccia conosciuta, ci si va a sta
A via Roma. Via Roma, via Roma. A via Roma, anche lo vedo. Esatto. Ma cosa Qui sta la parenda mia all'angolo. Tu sei che fa poco e spesso. State sempre vicino a Vigatoffo. Ma voi a Roma già visto dopo la maraglia. La faccio in amaraglia, non lo so. Ma vediamo se mi piace di prova. Ma mi ricordo bene di chi, guarda accattata, ci avete pure io. Mio marito mi regala, tutti i regali mio marito. Bello, veramente. Dunque signore, io volevo dire. Sì, ci date un divorzio. Che mio marito... Esatto, la cotta va, figlia mia. Ah, figlia da cotta, però la figlia vostra va buona. Voi dite. Va bene, perché mio marito sta carica di paparella. Ah, no, per favore, abbiate pazienza, quando parlate con me non parlate di soldi. Signore, di soldi sono la prima cosa. Per favore, io mi offendo, scusa. Era 28.000. 28. Zizzo, veniamo da qui. Non stare zitto. 28.000. E là si va da euro. Vabbè, si dice per dire. 28.000. E poi era 28 cocce. 28 cocce? Non è 28 cocce, 28 e 28. È un mostro. Tutto a 28. 28 cocce. Sì, 28 cocce. E hai capito? No, vedi, capitano da cosa. Mica cocce parlava. Beh, voi che cocce hai da ricevere? Non lo so, che cocce dicete voi. Sono 20 cocce, te ne 20 carrozze. Ah, le carrozze? Le carrozze. E voi dicete 20 cocce. E così si chiamano cocce. Ah, 20 carrozze, però vi prego non parlate più di soldi, Per favore, abbiate pazienza. E allora, siccome che mio marito... Dite, voi non lo sapete? No. Mio marito sta qua là cacca. Stanno poco malato. Hanno poco malato. Proprio frate. E allora capirete, vostra figlia va buono. Già. Perché chi è mio marito quando anno può campare? Quando mesi, quando mesi. Chi l'ha appena si è sposato con vostra figlia, capirete? Vostra figlia. Chi lo guarda al mare? Chi lo tiene da diurno? Chi lo vuole se la mise sotto? Giustamente lo tiene da diurno. Poi specialmente quando viene a butta, ma troppo mezzo. All'emozione? Sì, per l'emozione la sua. Vabbè, guardate, voi mi mettete in imbarazzo. No, non dovete essere imbarazzati. Sono imbarazzato. È purgato. No, dico sono imbarazzato per la scelta. Voi mi parlate dei soldi, ma i soldi a me non contano. Quanto te? I soldi sono la prima cosa. E te. Non lo so. Mettere la scritta. Sono indecisi, c'è già mo cerca. Hai dove dice che cerca di trovare, non so, la soluzione adatta a questo fatto. Ma vediamo, ci vedremo qualche altra volta e ci consiglieremo. Signora Baronessa! Signora Baronessa! Sempre le terre scostumate, ma come già sto parlando con la signora e poi tu mi la interrompere. Ci dice permesso, posso entrare? No, vabbè, ma lasciatelo stare, la signorina. La fantesca. Ma come? La fantesca. Ah, puoi restare, Francesca. Grazie, signore. La fantesca, la cameriera. Che vuoi? Giù, ci sta il verdumare che vuole essere pagati i conti di tutto l'anno. Che dice, cretina? Non c'ho manco parlato, che Renato se lo mette a rete. Un'altra idea. La dicanna con voi. Stai dicendo? Scusate. È possibile mettere i soldi? Noi non dobbiamo dare niente a nessuno. Parla chiaro, chi ci sta a faccia? Scusate, volevo dire che giù c'è una persona che vi deve dare dei soldi. Poi volevo dire. E ha detto che se non scendete subito ve lo fa così. A me a così. Non c'è bisogno, giù, te ne do. Tutte le mattine, ma sei fiora così grande. Vai, vengo subito di là, vai. Grazie. E me sa scema guaglioni, ma piglia un cottolino, ma piglia. Scusate, vengo su, vi lascio solo. Vi faccio portare qualcosa. Volete fare un chinotto? Vuoi fare un chinotto? Ah, sì. Dopo proprio. Fatemelo subito. Capito, signore? Dopo. Presto però, Io credo che lavori più. Lavori che non c'è dei soldi. Ma perché mi guardate? Io lo so che voi siete il baroncino Alfredo. Sto figlio in troccia. E come te ne sei? Sì. Vi siete vestiti da donna. Ma perché sapere? Siete curiosi tale quale aprire. Siamo curiosi sono stato. Ma sai che tu mi piaci? Ma che dite, signor? Minaccia, carinella. Allora tu non servi solamente a loro, hai capito? Tu servirai anche a me. Come vi permettete? Una cosa coppa coppi con una bottega, capito? Vabbè, rialatta domattina. Ah, ma ti mi vicino a che mi finestra scassata di mano. Che fai? Ma no. Ah, cameriere mi piace. Mamma mia, ma cos'è quell'Alfredo? È proprio un torello. Ah, che uomo, C'è una signora, forse sarà un'amica di mamma. Buongiorno. Buongiorno signora. Siete un'amica di mia madre? Per l'appunto. Ah, ecco, siete venuta a farle visita? No, veramente è stata una visita di controllo. Ah, e perché siete una dottoressa? Veramente dottoressa no. Sono una mammana. Ah, benissimo, e cara occupato. Però non possiamo. E perché? Che non hai tutto della traglia.
Ah, tenaglia, che faccio? Devo mastrascia? E noi che creatura così più di cara tenaglia. Oh, vero? Strano, perché mia madre mi ha detto che con lei non hanno mai usato questa tenaglia. Oh, che la mamma lo sa, usato sempre un po' le fiere. Ah sì, non lo sapevo. E va bene. Ma scusate, Ma che buco, ma guarda. ma allora tu sei Alfredo? Sì, e che fai combinata così? Madonna, ma sono una femmina. Ma allora Alfredo, tu sì. Sì, una compagnetta? Oh, ma tu sei da buco. Che fai Ma compagnetta? che E perché siamo venuti sulla femmina? Ma ci ho trasformato da prima. Ma per a me? E mamma ti ha riconosciuto? mamma tu mi hai riconosciuto. Meno male. Guardate, ma tu lo sai che mi piace, Maronna, guardate, ma mi piace assai, si fa lì, mi piace quando fai un trasformista. Fai Tommaso. Tu essere ora te. No, ricordo il trasformista Fran Tommaso. Mi piace, sì. Mi piace. Si fa lì pure per da femmina. Poi. Morai un bacetto. No, chiamiamo no. Ma chiamo una carezza. Ma lascia stare. Ma che mi piace così, è una sensazione nuova. Si sa visto sto divano come comodo. Io le lascio stare una mamma da te. Ma chiamo come si antipatico. Io le lascio stare una mamma da questo per femmine buone. Ma no. Chi è? Mamma da. Chi è? Sono Clotilde, c'è un signore che vi vuole parlare. Un signore? E chi è questo signore? Il barone d'Urzevento. Madonna! Chi sta Papà! parlando? Papà! Aspetta, a nascondere! A ca- No, a ca no! No, gli faccia, no! Io non mi metto! Allora, aspetta! Non mi metto! Aspetta, ho trovato! Teniamo a scendere per la finestra! Che piano stai? Siamo al quinto piano! Ah, tu sei da buono, no? No, non è troppo alto! E allora? Non ce la fai a forza un po' dirlo! Io faccio superiore fino a quinto E piano. allora a rota metto! Non mi metto la coppa non mi metto! Là, arreta attenta! Non mi vedi più, no? Non fa vedere! Non dici che so Hai sto valore! Chiamiamo noi fare tutti No, sotto noi, caccia la caparite, capi? Dietro la rinda! È così, bravo, non ti far vedere! Avanti! Permesso? Prego, Posso? comodi. Grazie. Come sta? Buongiorno, prego. Come va questa visita che devo? Bene, io sono venuto perché vi devo parlare da padre. Violetto Massone, senza uso! Come avete detto? Io niente. Io ho già sentito tutto subito. No, avete sentito? Sì. E chi l'avrebbe detto questa parola? Per l'amor di Dio, no! E forse si vede la signora a fianco, perché da questa parte c'è una famiglia che grida sempre quando parla a voce alta, e allora il parete sono sottili, e si sentono le cose che si sentono. Prego, continuate, stavate dicendo. Devo dirvi allora? che Sì. sono venuto per parlarvi da padre. Padre mio! Mamma mia, siete voi papà! Oh, che piacere mi fa! Perché non ho mai conosciuto mio padre. Chi sei scemo? Che? Che cosa? Sono scemo. No, io mi permettevo di chiamarvi scemo. Io mi permettevo, ma non è vero! Ma chi avete capito? Io sono venuto per parlarvi come padre di Alfredo. Ah, ho capito, padre di Alfredo! E perché che è successo? Perché- Alfredo, io lo amo, Alfredo! Perché vi voglio dire che io... Sei scema! No. Sono scemo. Ma no! Ancora! Ma non è possibile! Mi permettete? Ma no, sarà la signora da quella parte che pure è gente quella di basso ceto alza la voce e si sente e pare che passa noi alla tre. Prego, Ma cosa c'è? no, niente, le mosche? Danno fastidio le Non so. mosche? Danno fastidio, ecco perché qualche volta dite, Dunque, barone, continuate. io volevo dirvi che voi non potete sposare mio figlio. E perché? No, non me lo dite, io amo Alfredo. Lo so, però la lastra, Sì. la radiografia La ci ha radiografia. accertato Sì. che la tosse che tiene A tosse. è tissima. Come non è vero? È vero. Dico, non è vero, vi siete informato bene. Come no? Non ne avete, è possibile, è proprio certo. come? È natis. Oddio, che dolore che mi date, perché però i mamma sono mischiate pure io. Sì, perché me l'ho baciato. No. Mamma vado a natis, pure io tengo. Tengo natis, pure io, no, vi prego. No, signor barone, no, vi volevo dire, ma siete sicuro? Io come perdo sono Alfredo, sicuro? Alfredo deve morire. Non me lo dite, non me lo dite, basta. Ma no, ve lo dico perché io sono disposto a darvi un pensierino se voi lo lasciate. Ah no, questa è un'offesa che mi fate, barone. No. Ma quale pensiero? Ma che mai pigliato a me? Io amo Alfredo e non esistono pensieri. Io volevo- morirò insieme ad Alfredo. Bene. Alfredo da morire, voglio morire pure io. Guardate che io avevo intenzione di offrirvi una villa. Ma quale villa? È un'offesa che mi fate ancora! 2 ville. Guardate, che sotto è villa! Che sotto è villa in confronto del mio Alfredo! 3 ville. Ma manca 3 ville! Ma non esiste! 8 ville con parco, 6 carrozze e 5 milioni in contanti.
Avete fatto il contratto? Sì. Scusate la Volete vedere? Ah, l'avete portato? Sì. Beh, fatemi vedere. Avete scritto tutto chiaro? tutto scritto. Cioè, permettete, scusate, devo leggere. Quanta ville? Sono 8 ville. 8 ville con parco, 6 carrozze e 5 milioni in contanti. E pure i contanti, sì, tutto bene. scritto, Avete tutto firmato? Sì, tutto Pure firmato. alle 2 copie? Sì. Siete proprio un gentiluomo. Mi piace la Così- fiducia, no, così una a voi. È nata a me perché sapete la morte e la vita sta mano a Dio. Grazie. Adesso- Siete un gentiluomo. E Grazie. adesso mi dovete dire Sì. dove andrete per dimenticare il vostro amore. Quale amore? Come vuole? Avete d'amore? Scusate tutto l'amore. Ah sì, l'amore, sì, Alfred, per distratto, sì, Alfred, vabbè, vuol dire che ritornerò dal mio dottore. Ci ho trovato vivo. Che volete fare? Allora io vi lascio. Mi lasciate? E mi raccomando, Per mi andare. raccomando. Grazie, barone. No. Grazie. No, no, non passate a villa. E sordi, potete scordare tutto l'amore. No, Disgraziato, figlio del genere! Anche vestito da donna! Togliti di questi panni d'addosso! Togliti questi panni, disgraziato! è vestito da Figlio donna. del genere! Guardate là! E se una bussa che è malata e non lo posso mettere una mano a cuore! vabbè, Che vabbè. vergogna! È malato. Che vergogna! Che vergogna! Vabbè, hai visto? Hai visto che hai fatto? Hai visto? Ti hai fatto scoprire la patata. Ti faccio una foto. Ma perché? Che? ti scordate tutto l'amore. Ma che c'entra io? Ti scordate tutto cose. Ma non ti Ma la femmina! ma che posso? Ma la femmina! Se avesse fatta nata quello che hai fatto a me, certo t'avrei sfrecciato, Addirittura. si era carte 3. Vabbè. Ma tu sei baroncina, non nobile sei tu, perciò piglia te panna e vattene a fangava. Femmina, tu sei una grande stupida, sto cuore mio fa chiagnere e te ne fotte me. Uomine, capuia, a così vi chiamano, è diventata squallidi, non sanno poche femmine. Sotica, si nera rinda all'anima, non è lucciata mano, Che genere? ma c'è una È la manicura. mia professione, che genere? Cessa! Che vedi? Le tue frasi mi offendono Ah, bene. come l'urto dell'uomo. Ma stai trattando tu? Vabbè, Alfred. Amore, scusami, o sacce e corna molto pesano, oggi perduta capelluosa, ma per soldi di papà. Alfredo, pensaci, tengo denaro, ville e cocchi, e se non si la capre cacchia, tutto si può aggiustare. Violetta ti chiamava, cuore mio, Violetta non ci fatto la clemella, ma tu stai sempre piezza via, perché ti vuole la furnacella, e a pensa a te che guai che sto passando, e a non giorno tu lo stai cagnando, e mo questo sta insieme con me, Vabbè, Alfredo, facci ma ti rispondo non so offeso, ne. Alfredo, Violetta, ma che bocchio a sto cuore, che manca pollecchie lassate, ma vuoi fa pace, e sei disgraziato. Alfredo. Ciao, passa là. Guarda, son qui, in ginocchio da te, mi pento Alfredo, sono a 10 per te, ma se tu vuoi, io ritorno da te, e insieme a me, tu fai a vita al re. Alfredo, Da te, ma perché? da te. Dopo solo pochi giorni che siamo stati fidanzati,
tutto insieme per schifate, e questo non si fa, è promessa che mi hai fatto, tutto vende sa portato, che lo vendi svergognato, e questo non si fa, ma non mi tenga a posto, non mi tengo, a casa tua ci vengo, perché mai ci ho vendicato. È la casa mia, e che mi fai? Che ti faccio? Voglio sapere che mi fai? Ti sfilo tutte le calzessite fine, fornisci camminare e dopo ti nascondo di talino, fornisci lavorare, ti nascondo tutte le bestie, metti l'acqua in agnosto, come la finestra, perché mai ci vendicato. Ti metto granolini in le scarpine, fornisci camminare, ti spezzi bollare in le mutandine, ti faccio frischiare, o ti scassi l'ombrellino, o ti rompo la pettinetta e ti scassi pure, perché mai ci vendicato. Gratissimo, grazie. Tutto il male che mi hai fatto, ma tu l'hai già fatto. Grazie, gratissimo, grazie. Tutto il male che mi hai fatto, ma tu l'hai già fatto. Entrate, dottor, entrate. Non disgraziate mio figlio. Entrate. Per favore, in casa mia che succede? Signori, calma. Vedete che cosa faccio io? Signori, questa donna pagatelo! Ma questo è proprio un grosso pretende! E beh, mannaggia! Ma faccio vedere che sono malato! Molti malati, Ma qua malata è malata! Fate parlare il moribondo! Dottor, parlate. Vostro padre mi ha portato la vostra radiografia per un controllo. E beh, come sto? Poi non lo so, perché quella la radiografia è di un altro paziente. Ma perché è filmata? No, ma è inutile ripetere. O voi stai a 120 centimetri? Ma i danni sei meglio! Sono stato anche all'ospedale. E cosa mi hanno detto? Chi le si è rubata la radiografia non Buzzi? Io lo sapevo, io lo manetta! Non mi vado a fare, ma se volevo fare pesciare tutto qua. Guarda, pizzeria. Ma t'ho già fatto tutto l'arretrato, capito? Mai state male non lo fate che c'è nel guaio, lo facciate voi. No, caro conte, non lo faccio niente, non lo tocco proprio. Babù, è scansato una mazziata! Però, ma tu te l'hai sposato, vuoi o non vuoi? Io? Che mi sposa a fare? Io sono ricca, tengo le figlie, tengo le cacchie, tengo i milioni di contanti! No, tu me ne lo avanzo, non lo voglio vedere più! Fiamma, Vabbè, che vi devo dire? Se per fare un piacere a voi, lo sposerò! Fatta la carità che vuoi, dai! Io mi sposarti voglio! Oh, tu ti sposacci di chi? A chi? A chi di chi? A chi gridi una voce? Madonna! A 1000 lire! Signori perdonate, ma sto un caffè incazzato! Ma che schifo traviate rappresentate qua! Questo è Giuseppe Verdi, la uccigna di Busseto, la sole con Barretta, la pizzarra a Naime. Ma che so se traviate e che sta qua! Ma sulla sceneggiata si costretta a musicare. Maestro, perdonate, sono padrone di casa e perciò vi chiedo scusa e chi sto fatta qua? Ma guai la combinata, Alfredo figlio suo, ma mo vanno a fancapo o lo diseredà? Maestro, perdonate, tanto che non fa più! È stata una pazzia, ma l'hanno voluto intossicare! Non beh, cercammi scusa se abbiamo esagerato, ma mi chiamo Cata traviato e che mi fa? Come viene che malato, come conto femminella, Violetta e Bammanella, ne che potevamo fare? Se li diventa mamma, che fa schifo da guardare. Pare un travestito che passa da corso sta. Uniti tutti quanti, perdono vi chiediamo e vi passiamo in mano, non lo facciamo più, l'abbiamo fatta a scopo di buon divertimento, per far passare sta gente che guarda la TV, o venerdì sta gente due risate sa da fa. Tu crispa a casa all'azzo, che traviata se va fa.
Signori gentilissimi, ho fatto il cafarnese, se non è carne e pesce, capita perdonare. Picciotto un bel bello, ma te una meraviglia, ti fai quasi ricchi, e mi porta qua. E si scrivono ad opera, e la vuoi far rappresentare, tu vieni alla parte nostra, meglio che la pongo. E si scrivono ad opera, e la vuoi far rappresentare, tu vieni alla parte nostra, meglio che la pongo. E si scrivono ad opera, e la vuoi far rappresentare, tu vieni alla parte nostra, meglio che la pongo.